Le immagini raccontano la drammatica vicenda che ha coinvolto il centro di Rovigo e come altre aree, con la formazione di un tornado, poi altri danni, criticità idrologiche sulle zone come Parma, colpita da un innalzamento dei torrenti dei fiumi, piogge davvero molto intense che hanno allagato diverse campagne e hanno portato alla risalita di diversi torrenti nelle zone dell'Emilia Romagna. Moltissime anche le famiglie e le case sono state coinvolte da allagamenti, condizioni pessime anche sulle altre regioni del nord, dove vi sono frane soprattutto nel Triveneto. Condizioni di instabilità, come notiamo da questa immagine, hanno colpito lungo il corso del Po la zona del Lodigiano, con macchine travolte da una piena, dall'esondazione del fiume Parma, allagamenti, soprattutto per la mancata pulizia, probabilmente dei tombini che non hanno scaricato di conseguenza l'acqua caduta nel corso delle forti piogge, ma comunque davvero notevoli quantità. Condizioni tali che hanno portato all'intervento dei vigili del fuoco e protezione civile. Vediamo nel corso dei prossimi giorni il vortice ancora in azione nella giornata di mercoledì, con temporali sparsi in azione ancora sull'Emilia Romagna, il versante adriatico e sul Triveneto, che si sposterà gradualmente verso est, lasciando spazio di conseguenza la giornata di giovedì con la rimonta dell'anticiclone africano da sud-ovest, l'allontanamento di questa depressione che rimarrà ancora azionata sulle Alpi centro-orientali, portando ancora qualche isolato rovescio, specie sulle Dolomiti, rimonterà di conseguenza l'anticiclone nord-africano soprattutto al centro-sud, portando valori oltre i 29 gradi al centro-nord nella giornata di giovedì e venerdì, caldo invece più intenso al centro-sud con valori oltre i 33 gradi sulle due isole maggiori. Un vortice però, ricordiamolo, in azione sulla Spagna riuscirà nel corso del weekend a risalire verso il nord Italia. Intanto questa grafica mostra i valori attesi nella giornata di venerdì, con il picco massimo in temperature nella Sardegna, in espansione poi sul resto del centro-sud quando si toccheranno i 35 gradi. Questo è il vortice che riuscirà poi nella giornata di sabato a raggiungere anche le regioni del nord-ovest per portare una forte instabilità temporalesca sulle medio-alte pianure, coinvolto soprattutto il Piemonte, poi le prealpi e le alte pianure della Lombardia e del Veneto, rischio quindi di grandinate e di supercelle. Condizioni che vedono peraltro nel corso delle prossime settimane anche l'inizio del mese di luglio con maggior rischio di precipitazioni, sottoposto quindi soprattutto il centro-nord e le regioni del centro a più piogge e a maggior rischio quindi di precipitazioni per flussi nord-atlantici sempre pronti ad affondare sull'Europa centro-occidentale, sul Regno Unito. Questa è la grafica del modello sperimentale che analizza anche come il clima continuerà a essere secco e caldo sulle regioni del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.